Euroregione News. Energy Standard Cup 2018, Lignano, Bella Italia e Nefa Village. Si è disputato un meeting internazionale di nuoto organizzato da Energy Standard con il patrocinio della Federazione Italiana Nuoto per i giovani atleti di 4 team che si sono confrontati allo scopo di conseguire un biglietto per gli europei, i mondiali e le Olimpiadi. Per la prima volta dalla guerra civile nella ex Jugoslavia, 2 dei nuovi stati indipendenti uniscono le forze, la Serbia e la Slovenia, con il nome Balkan Tide. Milena Neskovic ha assunto l'incarico di gestire queste promesse del nuoto, sebbene sia la direttrice generale della Federazione Serba di Nuoto. Siamo felici di essere stati invitati per questo incontro perché è molto importante e famoso per incontrare i nuotatori. È un grande onore essere qui, in realtà è una grande opportunità per verificare lo stato dei nostri nuotatori prima del raduno europeo juniores, sia per la Serbia che per la Slovenia. Per me è molto difficile dire chi è il migliore. Sono la manager della squadra serba, ma attualmente abbiamo 2 situazioni diverse. Abbiamo ottimi ragazzi in Serbia e abbiamo ottime ragazze in Slovenia. Quindi penso che sia una buona combinazione per una squadra davvero valida. Insieme facciamo una squadra ottima e in realtà questo team Balkan Tide è una società creata quest'anno con queste 2 federazioni. Per la prima volta dopo molto tempo, superati alcuni problemi che abbiamo avuto anni fa, questa è la prima volta che effettivamente gareggiamo sotto lo stesso nome e sotto la stessa bandiera e devo dire che siamo molto contenti che stia andando molto bene. I nostri ragazzi sono ottimi amici e speriamo che questa sia la prima dell'ultima volta in cui siamo in competizione in questo modo e questo è solo l'inizio di un lungo viaggio per noi. Non è la prima volta che veniamo a Lignano perché il nostro team senior, grazie ad Andrea Di Nino, che era il nostro allenatore quasi nazionale, era l'allenatore del nostro miglior nuotatore, Milorad Kavic. Qui siamo in ottima compagnia di splendidi amici e in realtà penso sia la 3ª volta che siamo qui a Lignano ed è un posto meraviglioso e ci torneremo molte volte. Wonderful place and we are hoping that we will also come again many times. Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.